Perfetto, sul più bello, disintegrato. Ciao a tutti, io sono Mario e bentornati su Big Rocket Project. Finalmente torno a fare un video per il canale. Oggi cosa facciamo? L'altro giorno ho iniziato questo lavoro preparando questo blocchetto di legno, semplicemente ho incollato due parti di scarto di listellare di abete da 38 per fare questo blocco e ho fatto dei lavori nella porta scorrevole là del magazzino qui all'esterno. Per fare cosa? Dovrò andare a inserire la serratura del magazzino perché tra un po' farò un progettino chicca e dovrà essere tutto al sicuro lì dentro, per cui prima cosa di tutte mettiamo questa serratura. Una veloce precisazione prima di continuare. Quello che avete appena visto fare è su questa parte verde che vedete disegnata qua su Fusion 360, che rappresenterebbe il portone. Tagliare col seghetto alternativo qua per fare questa rientranza e utilizzare il rifilatore per creare questi due tenoni sopra e sotto. Questi a cosa servono? A fare questo nuovo pezzo che farò adesso nel video per ospitare poi tutta la serratura. Voilà! Per farla oggi lavorerò per la prima volta con una funzione della combinata che non ho mai utilizzato finora, e cioè la cavatrice, e vi voglio portare con me nella mia prima lavorazione con la cavatrice. Accessorio questo che non ho mai utilizzato ancora e ce l'ho imballato. All'interno troviamo il set di punte per cavatrici, tutto l'unità e le due maniglie per il controllo. Vediamo un po' se mi ricordo. Ok, dunque la cavatrice si va a fissare su questi tre bulloni ed ci sono due fori chiusi e uno aperto. Andranno infilate prima qua e poi dovremo solamente andare a stringere i bulloni. Qua abbiamo questa leva che mi permette di fare questo avanzamento, quindi di andare in profondità col taglio, e quest'altra leva che mi permette di allargarlo a destra o a sinistra. Oltretutto sono corredate di stop di fine corsa, la manopola per alzare e abbassare. Ora dobbiamo liberare la protezione di plastica che protegge il mandrino. Poi cosa abbiamo? Un filetto che serve per far entrare le punte, che sono così. Dovrebbero avere un codolo da 16 mm, ogni punta ha lo stesso diametro, cambia poi il tagliente e lo suo spessore. Io ho comprato all'epoca un set della Fervi, se lo trovo ve lo lascio qua sotto in descrizione, con diametro 6, 8, 10, 12, 14 e 16. Ok, devo fare una scanalatura da 14, quindi con questa punta, voilà, da 14 larga 10 e profonda mettiamo un 9 cm. Una volta fatta questa dovrò andare a fare la rientranza per questo piattino esterno. Questo qui o lo faccio sempre con la cavatrice o lo faccio col rifilatore a mano. Dunque vedo un attimo di capire come settare tutta la situazione e cominciamo. Ok, allora non si vedrà molto perché ho messo in sicurezza il braccio per coprire il tamburo della pialla, ma voglio fare le cose fatte bene e quindi andrà un po' a discapito delle riprese. Vediamo un po' come viene. Ho paura questa punta che vibra molto quando si fanno i passaggi laterali, però ha fatto quello che serviva e la cosa migliore, tac, zero giochi,
Ora devo semplicemente riportarmi queste misure di questo piattello fuori e fare l'incasso per questo. Perfetta! Ho fatto alcuni aggiustamenti là sotto con una Forstner da 16 e adesso... Pum! Livello perfetto! Ora devo solamente mettere questo qua e fare il buco per il cilindretto. Quindi sicuramente bisognerà andare al trapolo colonna adesso e fare un foro da 17 e uno da 10 spaccati. Yeah! Woohoo! Serratura sistemata a filo, il buco è venuto anche discretamente bene. Wow, secondo giorno. Adesso quello che sto cercando di fare è la mortaja all'interno di questo. Utilizzerò una fresa da 20 mm e andrò progressivamente nella profondità. Prima partirò con 5-8 mm fino ad arrivare a 15-17 circa, che è quella totale. Però va benissimo, non va da nessuna parte. Ovviamente qua ci sono dei gap che esteticamente non sono carini, però preciso. Ora dobbiamo solo incollare. Per questo incollaggio uso la Titebond 3, che è una colla resistente agli agenti atmosferici, quindi perfetta per uso esterno. E gliene do. Adesso dovrò far asciugare tutto fino a domani e poi con la levigatrice a nastro porterò a pari 1, 2 e la terza faccia qua. Eventualmente qui dove c'è il tenone magari potrei fare dei fori passanti e mettere delle spine in legno, magari da 8 mm, così da rafforzare ancora di più questa giunzione, e poi tutti i gap che ci sono li riempirò con lo stucco, così che alla vista sia un bel lavoro. Ok, allora lo stucco è stato dato, la serratura è stata installata, funziona. Ora c'è solo da capire come fare l'altro pezzo della controserratura, come si chiama. Vediamo se troviamo qualche pezzo di ferro adatto là in fondo.
troppo stretto. Bisogna un po' livigare e portare via dello spessore su quello dentro. Perfetto, sul più bello, disintegrato. Ho tagliato il filetto con la sega a nastro, l'ho un po' sistemato, adesso allargo un attimo il buco là di mezzo. Ero riuscito a rifare il filetto e poi l'ho rotto là adesso. Ok, allora aggiornamento. Questo sono riuscito a fissarlo correttamente, per fortuna il filetto là sotto sono riuscito a farlo. Si chiude proprio a filo qua e se io provo a aprire si apre la porta. L'unico problema quando la chiudo, cioè quando è chiusa, io non posso chiudere a chiave. Questo per quale motivo? Lo spessore che ho fatto prima da mettere lì sotto è ancora troppo spesso, quindi il perno della chiave quando si alza e cade così non cade del tutto perché sbatte su questo bordo e rimane un po' alzato. Se rimane un po' alzato così io non posso chiudere a chiave la serratura. Quindi domani farò degli ultimi ritocchi qua, magari allargo un altro po' le pareti in questo senso e assottiglio un attimo lo spessore sotto. Ma per il resto però boom, Ottimo. Quindi questi ritocchi facciamo domani e quindi buongiorno. Allora, tornando al lavoro di ieri, ho già preparato qua nella morsa il pezzettino da levigare. Farò esattamente come ieri, quindi levigatrice a nastro e mi metterò qua. Purtroppo di flessibile non ho più carte abrasive, dischi abrasivi e quindi mi tocca fare così. Piattino installato di nuovo, il serratero si chiude e si blocca, funziona preciso. Tac. Ora devo fare un'ultima modifica, siccome appunto per una volta chiusa la porta, per aprirla bisogna per forza avere la chiave, ok? Siccome la chiave non voglio sempre dovermela portare dietro, voglio poter alzare manualmente il pistoncino, questo qua per capirci. Se io trovo un modo da fuori di fargli fare questo movimento e portarla fuori e aprire la porta, posso aprirla quando voglio, chiuderla quando voglio e quando mi serve la necessità bloccarla, e anche volendo con un pistoncino meccanico qua che metto all'esterno non si può aprire, che è proprio l'obiettivo che cerchiamo. Detto questo, smonto di nuovo tutto e vedo un attimo di capire come fare. Allora, per adesso ho riportato la serratura nella posizione esatta di quando si chiude, perché non è tutto in basso come pensavo io, ma è un po' più in alto, esattamente in questa posizione. Quindi mi sono riportato qua sul fianco dov'è il perno e dov'è il perno nella posizione dietro. Ora devo capire cos'è più pratico ed esteticamente bello, se mettere una levetta qua davanti che mi fa tirare su il pistoncino o mettere qualcosa dietro che mi faccia fare tac. Non so, mi immaginavo una sorta di perno fatto così a S con un pivot point qua e io schiacciando in giù questo mi fa cloc cloc e la tira su. Oppure davanti semplicemente una roba che tirando su vai su, però davanti vorrei avere
sarebbe esteticamente bello e meglio avere tutta una parete liscia e avere nel fianco qualcosa che chi sa che può aprire la porta eventualmente a mano con questa levetta tirandolo in giù. Questo fa così. Ora provo a vedere tra i materiali che cosa mi viene in mente di fare. Dunque dentro c'è questo affarino qua che fa leva così. Qua fuori dopo taglierò qui un attimo e metterò un pezzettino di questo, ok? Così proprio da avere da schiacciare, capite? Così ci sarà una maniglietta, capite, da spingere in giù e fare questo meccanismo. Il buco non mi preoccupo perché è la parte che va attaccata alla tettoia, quindi è la parte dietro. Qui c'è il buco della serratura, la serratura va qua, qui c'è il fronte che si vede da fuori. Comunque abbiamo il nostro pistoncino e funziona alla grande. Vedete? Serratura, pof, pof. Non ci credo che funziona. Ora manca il ritocchino, quello lì di mettergli la maniglia e basta. E poi proviamo a vedere se funziona dal vivo. Prova vera e propria. Allora, aggiornamento. Ho saldato questi qua appena adesso, no? E mi stavo preparando per fissare la maniglietta per essere più comodo. Mi sono accorto che lì dietro, no, ci sono i due buchi per la piattina di spessore. Ho detto ci passerà, funzionerà comunque? Ebbene no, ho appena saldato tutto. Vabbè, ora si è fatta l'una, vado a pranzo e dopo cerco di risolvere. Qua il microfono ha fallito palesemente, vi spiegavo soltanto come ho risolto il problema e che quindi invece di rifare tutto il pezzo ho semplicemente accorciato la leva che solleva il perno. Ok, allora ogni lavoro è sempre una miglioria. La vite che mi avete appena visto inserire serve per fissare quella molla di trazione, altrimenti in verticale la parte posteriore pesava di più e rimaneva alta. Rimanendo alta bloccava l'ingresso alla porta. Quindi così è perfetto. Cazzo che figata! Sono troppo gasato per questa roba qua. Tac. C'è la chiave o non c'è la chiave? La porta si apre. Da sola fino in fondo. Bellissimo. Troppo soddisfatto di questo lavoro. Adesso lo smonto e lo pitturo, poi è finito. Ok, un altro progetto terminato, sono molto soddisfatto del risultato, non mi aspettavo venisse così bene
E di questo progetto sono contento, uno che mi è costato zero perché ho riciclato praticamente tutti i materiali, avrò speso forse 5 euro di qualche minuteria. Sono contento di aver sperimentato di nuovo con la saldatura anche in questo progettino e aver incrementato, seppur di poco, le mie capacità e finalmente di aver utilizzato la cavatrice in un progetto concreto. Dunque, detto questo, se voi avete suggerimenti su questo progetto, lasciatemeli pure qua sotto. Se siete nuovi sul canale vi invito a iscrivervi e a lasciare un bel pollice su se questo progetto vi è piaciuto. Io vi ringrazio sempre tutti e noi ci vediamo il prima possibile in un nuovo video.